Buongiorno a tutte e a tutti, bentornati, benvenuti e bentornati sani e salvi nella nostra terra e nella nostra città. Il vostro impegno di questi mesi è stato seguito da tutti noi sardi, dagli italiani, con grande attenzione e apprensione e anche con tutti i sentimenti possibili e quelli naturalmente ancora più accurati, che la vostra azione, così come è avvenuto, fosse un'azione appunto di pace, capace di portare quel sentimento di tutti gli italiani a favore della unità delle nazioni, del dialogo, della possibilità di vivere in un mondo senza armi. Purtroppo lo sappiamo e anche voi siete vissuti in un periodo particolarissimo dove l'attenzione internazionale è stata tale da determinare alcuni momenti davvero di tensione molto forte. Penso alla Turchia, penso alle vicende dell'ISIS che proprio a qualche centinaio di chilometri dalle vostre stazioni potevano, come dire, influire in qualche modo sull'area da voi presidiata. Eppure la storia degli italiani nelle zone di interposizione è sempre stata un'azione di pace, un'azione che è riuscita a interporsi in maniera esemplare ed efficace. Noi come sardi naturalmente per primi siamo orgogliosi del lavoro che avete svolto come Brigata Sassari. Lo siamo orgogliosi per tutto l'esercito, per tutte le forze armate che dall'unisono garantiscono in queste missioni di pace quello spirito di disseminazione di pace. Certo occorre andare armati perché ci sono nemici che vogliono sconvolgere questo sistema di relazioni internazionali che deve essere basato sul reciproco rispetto. Ma occorre anche una capacità e una preparazione che nella nostra isola voi potete garantire attraverso la presenza anche nei diversi poligoni, nelle diverse sedi. E io credo che da questo punto di vista noi troveremo tutti insieme, autorità civili e militari, quell'equilibrio necessario perché la nostra Brigata Sassari innanzitutto continui la sua attività di preparazione, di presidio in uno scacchiere internazionale delicatissimo. Troveremo l'equilibrio per poter usare quel territorio che serve, non di più, non di meno, ma con la capacità di sapere che la Brigata Sassari è un patrimonio non solo della città di Sassari, di tutta la Sardegna, e per questo vi chiediamo grazie per il vostro impegno e soprattutto ci impegniamo anche noi perché voi possiate continuare ad operare appunto nella pace e nell'equilibrio in questo Paese e nel mondo. Grazie. Signor Prefetto, lei può dire riposo, ma autorità politiche, militari e religiose, rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti, grazie per essere qui nella caserma alla Marmara ad accogliere la Brigata Sassari al rientro dalla missione di pace nel sud del Libano. La vostra presenza onora il rientro dei sassarini presso i propri reparti, le proprie famiglie, le proprie case, presso la nostra terra di Sardegna. Nel porgere il mio riverente saluto alla bandiera di guerra del 151° Reggimento Fanteria Sassari, il mio pensiero è rivolto alla memoria di coloro che non hanno esitato a sacrificare la propria vita per il più alto e nobile valore di patria, così come le famiglie dei caduti qui presenti, sempre raccolti nel manifestare quella silenziosa e rispettosa vicinanza
alla nostra istituzione famiglia. Consentitemi in particolare di rivolgere un sincero ringraziamento al generale di Corpo Armata Luigi Francesco Reverano, comandante del Comando Forze Operative Sud, già il 37esimo comandante della Brigata Sassari, e al generale di divisione Antonio Vittiglio, comandante della divisione A, il già 52esimo comandante del 152esimo Reggimento Fanteria Sassari. Analogo ringraziamento e saluto desidero indirizzare al generale di Corpo Armata Bruno Stano, comandante del Comando Forze Operative Nord, già il 35esimo comandante della brigata e decano in servizio di noi di Monios. La vostra presenza è il segno del più riverente rispetto che si possa conferire alla nostra brigata dopo il rientro dal Libano. Per il vostro tramite desidero ringraziare, anche a nome di tutta la brigata, la Forza Armata, per il preciso, costante e attenzionato supporto garantito sia in fase di approntamento sia durante la missione. Gentili ospiti, esattamente l'8 aprile scorso ci avete calorosamente salutato presso la caserma Monfenera, sede del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari a Cagliari, quando simbolicamente ci avete consegnato le insegne dell'ONU per la delicata missione di mantenimento della pace nel territorio libanese. In quella sede rimarcavo la personale consapevolezza di un pesante fardello tramandato dal Kosovo alla Macedonia, dall'Albania all'Iraq, dall'Afghanistan alla Bosnia e alla Somalia, vale a dire di tutti quei teatri operativi in cui la Sassari ha sempre portato con orgoglio il tricolore italiano. Ebbene, a distanza di 7 mesi posso dire con altrettanto orgoglio che quella bandiera di guerra è stata portata alta dal prestigio di un'unità che senza risparmio di energie ha servito la causa di un mandato internazionale in una terra dove giammai la brigata era stata la prima impiegata. La Brigata Sassari ha costituito nell'ambito della missione Leonte 20 un comando multinazionale i cui compiti, derivanti dalla risoluzione 1701 dell'ONU dell'agosto 2006, prevedevano il monitoraggio della cessazione delle ostilità a seguito del conflitto libano-israeliano del 2006, il supporto delle forze armate libanesi e il supporto della popolazione civile. Nel settore di nostra competenza hanno operato circa 3.600 militari sotto il comando della Brigata Sassari, provenienti da 12 nazioni diverse, di cui 1.000 italiani, la maggior parte dei quali sassarini. A tal proposito voglio menzionare e ringraziare le unità che in concorso a quelle della Sassari hanno completato il framework del contingente. In particolare voglio ricordare il Reggimento Gestione Aree di Transito di Bellinzago Varese per la parte logistica, il gruppo squadrone del 6° Reggimento di Cavalleria Laceria Aosta di Palermo, lo squadrone blitto pesanti del 19° Cavalleggeri Guidi di Salerno e la compagnia del 11° Reggimento di Trasmissione di Civitavecchia, oltre a tutti gli assetti specialistici messi a disposizione della Forza Armata. Il contingente in Libano ha svolto numerose attività operative mirate al controllo del territorio e alla verifica delle previsioni della risoluzione ONU. A queste si è aggiunta un'intensa attività di cooperazione civile, militare, attraverso la realizzazione di molteplici progetti nei settori dell'istruzione, dell'energia, della salute e dell'ambiente. A tal proposito voglio ringraziare tutti gli enti e le associazioni SAD per le donazioni a favore delle comunità locali del Libano. Il generoso contributo è sempre il segno di più comune fratellanza e vicinanza verso un popolo dove le conseguenze dei recenti conflitti sono purtroppo ancora marcatamente evidenti. La Brigata Sassari ha celebrato col suo operato il decennale della missione di pace in Libano, rilanciata nell'agosto 2006 con la risoluzione 1701 e per la quale l'Italia, sotto la guida dell'allora ministro Arturo Parisi, che oggi ci onora della sua presenza tra di noi e che saluto e ringrazio a nome di tutta la Brigata, ha incrementato il proprio contingente, diventando oggi il paese con il maggior contributo. A partire da quell'anno gli italiani hanno condotto un'opera più diurna di sorveglianza del sud del paese a supporto delle istituzioni governative, delle forze armate e della popolazione locale. Il Libano è paradossalmente un paese dove le diversità incontrano una mutuale coesistenza, anche attraverso l'impiego dell'ONU e dell'Italia. Probabilmente il collante di così tanta diversità è proprio il passato comune di tanta sofferenza, la stessa che oggi vive il milione di rifugiati siriani di cui il Libano si fa carico. Nella quotidianità del nostro operare, dove tutto sembrava immutare nel tempo, ci siamo resi perfettamente conto che la centralità del Libano è cruciale per il futuro del Medio Oriente, come dell'Europa e della sicurezza globale.
Oggi è qui presente con noi il dottor Debou Kassan, sindaco di Tiro, città più importante del Libano del Sud, ai cui siamo legati dalla comune appartenenza al generoso bacino del Mediterraneo. Nell'XI secolo a.C. i Fenici salparono a Tiro ed esportarono in Sardegna un modello che ancora oggi è espressione di una precipua tipizzazione. Nel nostro diuturno operare in Libano abbiamo riscoperto tanti aspetti di questa comune identità storico e socioculturale che, traducendosi in termini di rispetto e fiducia reciproca con le autorità e la popolazione locale, ci ha messo nelle migliori condizioni di operare. Il sindaco Debou ha voluto suggellare questa fiducia consegnando simbolicamente alla brigata le chiavi della città di Tiro. Grazie signor sindaco perché è venuto dal Libano nella nostra terra, rendendo onore alla Sassari per quanto ha fatto a favore della popolazione libanese durante il suo mandato. Thank you very much, Mr. Debou. We are very happy to host you here and you are your family here. Thank you very much. Allo stesso tempo sono qui a portarvi saluto e l'abbraccio del popolo libanese che ci ha accolto e ospitato nella loro terra e nelle loro case. I diversi villaggi del Libano erano un continuo richiamo a quel contesto socio-culturale che nel corso di 2 anni di comando ho avuto modo di scoprire nella parte più interna della Sardegna. Questo lato comune di santità ha chiaramente contribuito affinché i colori bianco-rosso delle nostre mostrine si profondessero proprio con un sentimento generoso dei stessi colori della bandiera libanese. Voglio per questo attribuire il successo alla Brigata Sassari in Libano a voi soldati, i quali hanno pattugliato, osservato, interloquito, interagito, sorriso e teso la mano alla gente, consapevoli di essere i primi ambasciatori sul terreno dell'ONU, dell'Italia e della Sardegna. Lo hanno fatto con l'orgoglio e con la professionalità del nostro essere sassarini, elevandosi sempre, oggi come allora, a soldati sui generis, sempre guidati e illuminati nella grazia della protettrice della brigata, Nostra Signora del Buon Cammino. L'affetto, l'ospitalità, il rispetto dei libanesi, nonché la loro commozione manifestata il giorno della nostra partenza, sono il segno tangibile del particolare legame che si è creato con il contingente nazionale, nonché la prova che i sassarini hanno saputo operare egregiamente nel pieno rispetto dello spirito della missione e del nostro essere di Moinos, fortes che duraghe a satenta pro mantenere sapare. Per questo motivo desidero con orgoglio di comandante ringraziare i miei sassarini e nello specifico i miei volontari, che con il loro di turno impegno hanno saputo magistralmente contribuire al mantenimento della fragile stabilità nell'area, attraverso le numerose attività operative di supporto alla popolazione, senza dimenticare la componente logistica che ci ha supportato per l'intera missione. Prima di concludere, voglio ricordare il lavoro svolto anche dalle unità della Brigata Sassari rimaste in sede, le quali hanno contribuito in maniera determinante alle importantissime operazioni che l'esercito conduce sul territorio nazionale, sia in supporto alle forze dell'ordine per la sicurezza nazionale, sia in caso di eventi per le pubbliche calamità. Hanno altresì condotto una serie di attività legislative volte a mantenere costante l'efficienza operativa delle unità, al fine di rendere schierabili in pochissimo tempo per far fronte a qualsiasi esigenza. A tal proposito, tra poco il comandante delle forze operative Sud procederà, nel corso della presente cerimonia, alla premiazione di una squadra del 3° Reggimento Bersaglieri, che si è classificata al 3° posto nella manifestazione Trofeo Capo di Smet. Tale competizione comprende molteplici discipline sportive e militari, nelle quali unità provenienti da tutti gli enti e reparti della Forza Armata si sono confrontate. Questo trofeo esige una dedicata, costante e mirata applicazione psicofisica, che richiede qualità fisiche e virtù morali non comuni, nella condivisione di valori quali la disciplina, l'onestà, il coraggio e il rispetto per l'avversario, caratterizzando la nostra famiglia militare. La cerimonia odierna ci sveste ufficialmente l'insegna dell'ONU e sancisce la fine della nostra missione. A voi famiglie di militari rivolgo un particolare ringraziamento perché, sposando la causa dell'essere militare, avete svolto la vostra delicata missione qui in patria. Ringrazio i qui presenti ancora una volta perché la vostra presenza è la severa coscienza dell'essere militare quando si è veramente consapevoli di aver fatto un ottimo lavoro. Grazie e forza Pax.